Accompagnati dal tradizionale corteo storico, conclusosi sulle scalinate del municipio di Musile di Piave, ieri sera è stato rinnovato il patto solenne d'amistà con la vicina San Donà di Piave attraverso il simbolico scambio di capponi. Un patto che quest'anno aveva tra i protagonisti non soltanto capponi, sindaci, sbandieratori e figuranti, ma anche il Green Pass, requisito d'obbligo per l'accesso alla manifestazione. È una manifestazione che, oltre a sigillare l'amicizia tra il comune di Musile di Piave e di San Donà di Piave, è anche veramente un momento di condivisione importante per noi, per stare insieme e per passare una bella serata in piazza. Prima della pandemia avevamo iniziato a fare un lavoro veramente importante di sviluppo di questo patto, proprio per renderlo un evento unico. La cerimonia richiama la leggenda che fa risalire questo patto di amicizia tra le due comunità ai tempi del Medioevo, quando una disastrosa alluvione deviò il corso del Piave. La piccola chiesa di San Donato, che si trovava sulle sponde sandonatesi, venne così a trovarsi nel territorio di Musile e la comunità di San Donà si ritrovò senza identità. Gli abitanti decisero quindi con questo gesto pacifico di mantenere il nome di San Donato all'attuale centro urbano di San Donà e in cambio avrebbero consegnato ai cittadini di Musile 2 capponi vivi. Anno Domini 2021, patto solenne d'amistà. Infra Musile e Santo Donato, ridenti ville, adagiate sulla riva della placida Piave ed unite per comuni memorie. Questa sera ho voluto ricordare un po' l'origine del nome San Donà, che è cioè riconducibile a uno, forse anche 2 santi, San Donato vescovo di Arezzo e martire, oppure alcuni lo fanno risalire a San Donato vescovo dell'Epiro, che è una regione della Grecia. Quest'ultimo è santo anche perché taumaturgo, cioè guaritore. Ecco, ricordare la storia di questa persona che in qualche modo risulta di forte attualità adesso perché di grandi guarigione e di taumaturghi abbiamo bisogno, può essere sicuramente significativo. E ringraziare Musile per aver ceduto la titolarità del nome alla città di San Donà è motivo per farlo. Il patto di quest'anno è stata dunque la prima manifestazione del territorio con l'accesso regolato da Green Pass, puntualmente verificato attraverso i 5 appositi varchi d'accesso da una schiera di 44 addetti tra protezione civile, guardie giurate, steward e volontari. Il piano che aveva predisposto prevedeva al massimo 500 persone per rispettare tutte le regole nella parte dinamica della manifestazione, quindi un livello molto alto di spazio, come se fossero in una piazza aperta a camminare, quindi abbiamo cercato di raggiungere un buon livello di sicurezza sia per quanto riguarda la safety security sia per quanto riguarda il Covid. Con le restrizioni in atto, che hanno limitato quindi la portata della manifestazione, il ritorno a un festeggiamento in grande stile è rimandato al 2022, con grandi novità in via di definizione, dal coinvolgimento dei turisti del litorale alla pedonalizzazione del Ponte della Vittoria. Avevamo costituito un comitato proprio per iniziare a fare dei ragionamenti importanti, anche coinvolgendo il litorale, perché insomma abbiamo un turismo importante che intendiamo portare anche qua a vedere questo, che è un evento che piace tantissimo anche agli stranieri. Abbiamo un ponte bellissimo che speriamo che diventerà presto un ponte solo pedonale, sicuramente per stasera lo è, e quindi anche magari l'organizzazione di un mercato su questo ponte durante il patto d'amistà o comunque tutta una serie di celebrazioni e di rievocazioni storiche, proprio perché siamo convinti che questo evento debba essere valorizzato al massimo e mantenuto nella nostra tradizione. Grande applauso.